Ciao a tutti amici di Discover Messina Sicily e bentornati al nostro appuntamento quotidiano con la rubrica Discover Messina racconta. Io sono Sabrina e prima di introdurvi l'argomento che ho scelto oggi per voi, volevo ricordarvi di iscrivervi, se non l'avete ancora già fatto, al nostro canale YouTube. Per farlo è semplicissimo, vi ricordo la procedura, basta semplicemente cliccare sul pulsante che trovate in basso a destra del video, iscriviti, e inoltre attivando la campanella che c'è accanto sarete avvisati ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Nel precedente incontro vi ho presentato la Sicilia attraverso le sue tipicità agroalimentari e culinarie e oggi, per restare in tema, mi piacerebbe fare con voi un viaggio ovviamente virtuale per i territori dell'isola attraverso i piatti più famosi che li contraddistinguono. In quanto la cucina è narrazione, attraverso la cucina infatti si narra la storia del territorio, dietro ad ogni insapore c'è una storia, una famiglia, una tradizione. E per questo ho deciso di stilare per voi un menu completo e di fornirvi di ogni impiatto la preparazione. Cosa c'è di più buono infatti che sedersi ad un tavolo e gustare un piatto delizioso e che magari ha il sapore delle ricette che si tramandano di generazione in generazione in ogni territorio del nostro bel paese? Niente, perciò partiamo per questo tour culinario. Si dice che in Sicilia si mangia a colazione, ma se fosse per me la mangerei tutto il giorno. Naturalmente stiamo parlando della granita. Ricordatevi questo: se siete a Messina chiedetela al caffè con panna, se siete a Siracusa chiedetela alla mandorla e se siete nel catanese chiedetela al pistacchio o al gesso. E adesso passiamo a parlare dei piatti tipici che vi vorrei proporre. A pranzo proporrei un antipasto composto da sarde a beccafico e cacio all'argentiera, accompagnati da un alcamo doc. Come primi piatti due classici della sicilianità, ossia una pasta alla norma ed una pasta con le sarde, accompagnati da un rosso dell'Etna, e come secondo ancora due piatti tipici, ossia una ghiotta di pesce spada ed il tipico falso magro, accompagnati sempre da un buon rosso dell'Etna. Come dessert proporrei una coppa di cuccia accompagnata dal classico passito di pantelleria e chiuderei con un buon caffè servito con qualche pasticcino alla mandorla e qualche cubetto di cioccolato di Modica. E adesso, come vi ho promesso prima, passo a fornirvi le modalità di preparazione e qualche singolare aneddoto su questi squisiti piatti. Incominciamo dall'antipasto, il cacio all'argentiera. Si racconta che questo piatto sia stato inventato dalla moglie di un argentiere che, poverino, era caduto in disgrazia. Allora essa, siccome nella preparazione di questo piatto gli odori che vengono fuori sono simili a quelli del coniglio alla cacciatora, piatto ovviamente molto più costoso e pregiato, ingannava i vicini facendo loro credere che almeno in cucina nella sua famiglia non era cambiato niente, mentre un'altra tesi vuole che esso nasca tra le vie di un mercato storico di Palermo che è la Bucceria. Per la sua preparazione si mette in un pentolino di coccio dell'olio con qualche spicchio di aglio e quando questo comincia ad imbiondire si aggiunge una fetta di caciocavallo ragusano e lo si lascia ammorbidire da entrambi i lati. Si sfuma con un po' di aceto che poi si lascia evaporare, si adagia la fetta di formaggio su un crostino di pane e si sparge sopra dell'origano secco. L'altro antipasto che ho previsto nel menù sono le sarde a beccafico, un gustosissimo piatto colorato, profumato e saporito. Il nome deriva proprio dai beccafico, uccellini che anticamente venivano cacciati e poi consumati soltanto dai nobili siciliani e venivano farciti delle loro stesse interiora. E allora il popolo, che non poteva permetterseli ovviamente per il loro costo elevato, si inventò un piatto simile preparato con quello che aveva a disposizione e utilizzò le sarde al posto degli uccelli, riempiendoli con una farcia realizzata con pangrattato, uvetta, pinoli e scorze grattugiate di arance o limoni. E questo miscuglio di sapori fanno di questo piatto una pietanza particolarmente ghiotta. Ma adesso procediamo con il menù, prepariamo la pasta alla norma. Per la preparazione di questo piatto bisogna tagliare le melanzane a cubetti e friggerle in abbondante olio di oliva. Bisogna preparare un buon sugo con il pomodoro fresco ed il basilico, cuocere la pasta al dente, preferibilmente mezze maniche, scolarla ed unirla al sugo e alle melanzane fritte e infine cospargerla di ricotta salata grattugiata grossolanamente.
A proposito di questo piatto, si racconta che ad un ricevimento tenutosi dopo la rappresentazione teatrale della Norma di Vincenzo Bellini sia stato servito questo piatto ed il commediografo Nino Martoglio, vissuto a cavallo tra 800 e 900, abbia esclamato: "Chi stai a vera Norma?". Un altro piatto che non può mancare in un menù tipico siciliano è la pasta con le sarde. La tradizione narra che questo piatto fu ideato per la prima volta da un cuoco arabo durante una campagna militare nella zona di Siracusa. Avendo egli un numero imponente di truppe da sfamare e poche risorse a disposizione, impiegò tutta la sua creatività per inventare un piatto nutriente con tutto quello che la natura offriva in quel momento, sia dalla terra che dal mare. E come tutti i grandi piatti della tradizione italiana, le origini di questo piatto testimoniano il genio creativo che deriva dall'arte di arrangiarsi. Il finocchietto selvatico fa da protagonista quasi quanto le sarde in questo piatto. Altri due classici ingredienti della cucina siciliana, pinoli e uvetta, contribuiscono invece a bilanciare il piatto. I pinoli conferiscono croccantezza e l'uvetta apporta un tocco dolce un po' acidulo, perfetto per bilanciare la salinità delle sarde e la freschezza del finocchietto selvatico. Ma ora sicuramente volete sapere come prepararlo, quindi bisogna mondare la parte più tenera del finocchietto, lessarlo in acqua bollente salata per una decina di minuti, scolarlo e conservare l'acqua di cottura. Bisogna aprire le sarde al libro, togliendo ovviamente la testa e la lisca, tritare una cipolla e metterla in una padella con olio e acciughe spezzettate e lasciare soffriggere. Bisogna aggiungere un bicchiere d'acqua nel quale è stato sciolto lo zafferano. Bisogna unire pinoli e uvetta precedentemente ammollata, aggiungere le sarde ed il finocchietto tritato e regolare il tutto di sale e pepe. Bisogna cuocere per un paio di minuti e nel frattempo che sono stati cotti i bucatini nell'acqua di cottura del finocchietto, scolarli al dente, unirli al sugo e lasciare riposare pochi minuti prima di servire. Riguardo il secondo che ho scelto per voi, upisci spataghiotta, c'è da dire che è un piatto tradizionale della cucina siciliana, in particolare della città di Messina. Si caratterizza per il gustoso sughetto e per la morbidezza del pesce che deve essere freschissimo. È un piatto facile da preparare, bastano solo pochi minuti infatti per servirlo a tavola. In una padella fate appassire una cipolla insieme ad un peperoncino in olio extravergine di oliva, unite una manciata di capperi dissalati e delle olive denocciolate, aggiungete dei pomodori pelati o pomodorini tagliati a metà, regolate di sale e unite dell'origano. Bisogna fare cuocere fino ovviamente restringere il sughetto. In un'altra padella invece unta di olio, fate cuocere le fette di pesce un paio di minuti per lato, versategli sopra il sugo preparato precedentemente, lasciate insaporire circa 5 minuti e servite ben caldo, ma mi raccomando non dimenticate il pane per fare la scarpetta. A questo punto, visto che l'altro secondo che ho scelto per voi è di carne, staccherei con un buon sorbetto al limone per pulire il palato dal pesce. Avete mai sentito l'espressione "quel tizio è un falso magro"? Solitamente è così che viene definita una persona apparentemente longilinea, ma che in realtà nasconde un po' di pancetta. E questo modo di dire nasce da un piatto di origine siciliana che all'apparenza si presenta come un semplice rotolo di carne, ma una volta affettato mostra un ripieno a base di macinato, salumi, uova sode, formaggio e ancora altro. Stiamo parlando del falso magro siciliano, considerato uno dei capisaldi della cucina tradizionale dell'isola. Già il nome la dice lunga ed è assolutamente veritiero, infatti. Come dicevamo prima, di magro questo piatto non ha proprio niente. Comunque, nome a parte, esso è una preparazione di origine francese e sembra risalire al periodo della dominazione angioina del XIII secolo, tramandato poi di generazione in generazione. Nel Seicento veniva realizzato proprio dai cuochi francesi che lavoravano al servizio dell'aristocrazia siciliana. Ascoltate la sua preparazione, dunque. Prendete la fetta di manzo e sistematela su un piano da lavoro. Battetela con il batticarne per allargarla il più possibile e intanto preparate il ripieno mescolando con le mani carne macinata, pecorino, uovo e pangrattato fino ad ottenere un composto omogeneo. Disponete questo composto al centro della fetta di carne, ponete sopra delle fettine di lardo, delle fette di mortadella e del caciocavallo tagliato a listarelle e sistemate sempre al centro delle uova sode e poi arrotolatelo e legatelo stretto con filo da cucina.
A questo punto in una padella dal fondo antiaderente fate scaldare un filo d'olio extravergine di oliva, aggiungete sedano, carota e cipolla tritati finemente, fateli imbiondire e quindi adagiatevi il falso magro. Fatelo rosolare a fiamma alta per sigillare i succhi e sfumate con un bicchiere di vino e lasciatelo evaporare. Quindi abbassate la fiamma e unite la salsa di pomodoro e fate cuocere a fiamma dolce, coperto per circa un'ora. Infine scoprite e lasciate asciugare l'eventuale liquido rimasto. Spegnete e infine fate riposare per almeno 30 minuti e poi affettate e servite con il sughetto. Per chiudere questo menù ho pensato ad un dolce siciliano al cucchiaio, la famosa cuccia. Il termine deriva da coccio, cioè granello, chicco. Essa infatti è una ricetta a base di grano cotto che si prepara tradizionalmente in tutta l'isola, ma originario di Siracusa, dove viene preparato in onore di Santa Lucia nel giorno della sua festività. La leggenda narra che nel XVII secolo la popolazione, affamata da una grave carestia, vide arrivare nel porto una nave carica di frumento. Essa venne presa d'assalto e ognuno con la sua razione di grano, per non perdere tempo a macinarlo e trasformarlo in farina, lo lessò e lo mangiò condito solamente con sale e olio. Nel tempo questo alimento si trasformò in un vero e proprio dolce. Al grano infatti viene aggiunta della ricotta zuccherata, dei canditi, pezzetti di cioccolata fondente e mandorle e viene servito in coppa. Con questo dolce concludo, spero che questo menù che vi ho presentato abbia suscitato in voi curiosità ed interesse, se è così potete lasciare un like, quindi passo a salutarvi, ad abbracciarvi ovviamente virtualmente, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima storia con Discover Messina Sicily racconta.